Siamo assolutamente soddisfatti perché siamo arrivati alla quarta edizione, ogni anno abbiamo avuto nuove presenze, il turismo esperienziale è appunto, come già ci siamo detti, quel di più rispetto al turismo che Fordongianus già ha sul culturale e sul termale. Quindi turismo esperienziale, la manifestazione ha avuto un grande successo e ripeto è un crescendo perché con questa quarta edizione abbiamo visto un aumento e soprattutto un coinvolgimento sempre maggiore della popolazione di Fordongianus e non dico di tutti gli artigiani perché gli artigiani ormai sono meno, però gli hobbisti che magari potrebbero finalmente scegliere di recuperare quelle antiche tradizioni, speriamo i giovani che da queste ne facciano un mestiere. Ecco. Siamo molto soddisfatti di questa quarta edizione, appunto negli anni questa manifestazione è cresciuta, abbiamo avuto un numero di presenze sempre maggiore, con un coinvolgimento sempre maggiore anche della popolazione. È importante per la riuscita della manifestazione che la popolazione ci creda, non si può fare turismo esperienziale senza il coinvolgimento della popolazione perché Fordongianus è già località turistica, però con il turismo esperienziale andiamo a dare un di più rispetto a quello che a Fordongianus il turista può fare già tutto il giorno e speriamo tra l'altro che da questo i giovani possano trarre insegnamento per fare delle tradizioni locali il loro nuovo mestiere. Oggi finalmente abbiamo visto una manifestazione che io volevo, cioè i turisti che arrivano, contenti, felici dell'organizzazione e chiaramente questo ci rende felici. Siamo stanchi, probabilmente si vede, però questo grande impegno che abbiamo profuso per questa manifestazione ci consente di essere felici, gioiosi e speriamo che nel prossimo avvenire questa situazione diventi sempre più importante in modo tale che la gente venga a Fordongianus e si renda conto delle bellezze, dell'ospitalità, della storia che Fordongianus può dare e può continuare a dare. Forum, un'esperienza tutta da vivere, è un progetto innovativo che prevede la partecipazione attiva del turista. Il turista non è più protagonista passivo di un racconto culturale, ma attivo di un'esperienza del fare. Le sue mani sono il punto di partenza dei laboratori didattici che lui va ad affrontare, laboratori di ceramica, di lavorazione del cuoio, laboratori di cestineria, di ricamo. Il turista entra nella cultura sarda da protagonista e lo fa in un contesto scenografico come quello di Fordongianus, nelle case che sono state aperte dagli abitanti del territorio che sono anch'essi coinvolti come parte attiva, case bellissime fatte della famosa trachite rossa di Fordongianus. Quindi il contesto culturale, il contesto turistico si sposa con quello che è l'accoglienza del visitatore, un visitatore che entra nel tessuto della comunità. Questa è la forza di questo laboratorio. Siamo in un'area interna della Sardegna, siamo in un periodo magico come quello della primavera e tutto concorre a fare di questa visita a Fordongianus una vera esperienza, o meglio un bagaglio di esperienze che poi il visitatore porta a casa sua, ne parla agli amici e pian piano innesca quel meccanismo di passaparola che permette al territorio di crescere e permette al territorio di valorizzare e preservare anche quelle che sono le proprie tradizioni.